ringraziare tutti gli amici artisti e gli amici lettori, soprattutto un ringraziamento particolare a Nino Bellia, che è il prefatore di questa magnifica esperienza, con il quale ho avuto un percorso di confronto veramente prezioso e eccezionale. Io ti ringrazio di vero cuore, grazie a tutti voi. Sergio Recupero che stamani mi è venuto incontro perché qui ci doveva essere un abbonamento a collaborare con noi a questa impresa, a questa presentazione. Purtroppo sta poco bene, quindi noi gli facciamo anzi tanti auguri, però per fortuna abbiamo avuto questa possibilità, questo dono che è il nostro Sergio Recupero, donandoci questo canto, la sua presenza ci ha dato questa opportunità. Grazie. Il Vangelo di Giovanni è considerato da più parti il fiore dei Vangeli, perché si sofferma moltissimo sulla descrizione che Giovanni, figlio dello Zebedeo, fa della particolarità del Cristo, della figliolanza divina del Cristo. Lettura, versi incantevoli. L'emozione, io per condurre questa presentazione l'ho detto più volte, però ecco, sentire dagli amici, dalla voce di Mary, naturalmente un altro effetto. Dio, quanto m'accusa sta parola. Non mi perdonasti assai ancora di più che a Maria Maddalena? Che feci Ida e che feci io? Oh Dio mio, quale debito, quale precipizio. Chi non hai a fare per Dio, dai amare più di l'auce, perché mi fu perdonato di più, e mai a mettere vicino a Maria Maddalena d'amare te con un amore più grande. La vita ordinata non è possibile a mia più caita, io hai amare di più. Con quale santa pazzia mai entrare nella tua contemplazione, nella tua obbedienza? T'amo, tu lo sai che a dispetto delle mie debolezze e dei miei peccati, io t'amo. Bene, quest'ultima poesia che avete sentito dalla bellissima voce di Guida Marzullo è una poesia che nell'originale è stata scritta da Charles de Foucault e nella versione siciliana è di Alessio Batti, l'autore per il quale siamo qui questa sera. Io devo confessarvi che sono particolarmente felice di essere qui a presentare, a coordinare questo evento. La volta scorsa, in questa stessa chiesa, assistenti in mezzo a voi che siete seduti adesso voi alla presentazione dell'altro Vangelo, il Vangelo secondo Matteo, e rimasi davvero incantato dalla traslazione in siciliano che adesso Latti aveva fatto. Ho pensato allora, anche adesso che ha traslato un altro Vangelo, quello di Giovanni, se mi avesse chiesto, l'autore, poeta, naturalmente non chiede il permesso a nessuno, ma se mi avesse chiesto Alessio un parere, lo avrei senza mezzi termini dissuaso da questa opera ciclopica, gigantesca, che poteva andare a parare chissà dove, e sarei stato smentito, perché quando ho letto il primo Vangelo secondo Matteo, e adesso il Vangelo secondo Giovanni, sono rimasto davvero, come posso dire, folgorato dalla bellezza che la lingua siciliana riesce a dare al Vangelo. Ci sono parole spalesare, secumputu, cose che suonano alle nostre orecchie e sono di una bellezza unica. Mi sono tornate alla mente le cose che mi diceva mia nonna, mia madre, che né mia nonna né mia madre sono purtroppo più tra noi, dette, non erano letterate, dette in siciliano, quelle cose bellissime, parlavano a me bambino ed erano parole d'amore, per cui non mi sembra una battuta, per me
Dio ha sempre parlato in siciliano, per cui mi suona familiare sentire, fra l'altro, quello che viene considerato un Vangelo importantissimo, come quello di Giovanni, diverso dagli altri tre cosiddetti sinottici. Ringrazio questa sera naturalmente Don Giuseppe Igliozzo, che è il padrone di casa, parroco di questa chiesa, e avete sentito all'inizio già fare musica e altro, la campana tubolare, anzi lo space drum suonato dal bando Sibilia, che sottolineerà alcuni momenti di questa presentazione, e poi Sergio Recupero, che ci ha cantato una bellissima canzone. Sergio Recupero è un musicista ma anche un pastore protestante, una canzone scritta da lui che si intitola Senza avere te, e poi, come abbiamo sentito, Rita Marzullo con la traduzione della bellissima poesia di Charles de Foucault. Padre Igliozzo l'ho ringraziato, saluto e ringrazio chi questa sera contribuirà a rendere davvero ricca la presentazione del libro Vangelo secondo Matteo, che ha una bella prefazione, quella del professore Nino Bellia. Saluto, e sono qui tra noi Antonino Nini Magri, Francesco Grasso, Cinzia Sciuto, la mia amica Cinzia Sciuto, la Massimiliano l'ho appena nominato, Gesuele Sciacca, Antonio Angelico, Vita Marzullo l'abbiamo appena sentita, Diego Trigilia, e in ultimo l'editore Alfio Grasso, la crasi di Alfio Grasso fa Algra Editore, lo vedo lì per un brevissimo saluto. Mi piace sottolineare, l'ho detto al diretto interessato la volta scorsa, in quest'anno che stiamo per salutare, nel 2016, e che piace moltissimo andare alle presentazioni di libri, tutto ciò che è movimento culturale. Molte cose sono nate grazie ad Algra Editore, quindi lo dico perché evidentemente c'è dinamismo in questo senso da parte di una piccola, grande, perché fa delle belle cose, casa editrice. Grazie davvero, buonasera a tutti. Niente di dire, io grazie lo devo ovviamente a tutti i presenti e a tutti coloro che parteciperanno a questa presentazione, ma chiaramente consentitemi di dire il mio grazie ad Alessio, perché con il suo studio, con la sua ricerca, con il suo lavoro dà un contributo significativo, diciamo, alla difesa e alla valorizzazione della comunicazione della nostra cultura. Qualcuno si potrebbe chiedere perché tradurre un Vangelo in siciliano. In realtà risposte ce ne potrebbero essere migliaia, e io dico quelle che secondo me sono le più importanti. Innanzitutto perché ci accorgiamo che il Vangelo in siciliano non ha soltanto una musica diversa, ma riesce veramente in qualche modo a penetrare laddove probabilmente un Vangelo canonico in italiano non riuscirebbe. Riesce veramente a stuzzicare maggiormente quelle che sono le corde dell'anima, perché il calore della lingua siciliana e alcune espressioni siciliane credo che possano rendere anche di più quelli che sono i dialoghi, quello che è il contenuto del Vangelo stesso. Non si tratta di una traduzione letterale, si tratta di una traslazione, ma si tratta di una vera e propria riscrittura, quasi oserei dire, ossia immaginatevi i personaggi del nostro Vangelo parlare del nostro siciliano, e ci accorgiamo che veramente tutto assume, non dico un significato, perché il significato è quello, ma sicuramente un suono, un'importanza decisamente diversa. Quindi credo che sia un contributo fondamentale davvero per la nostra cultura, per la nostra tradizione, tant'è che con Alessio ragionavamo sulla completezza dell'opera con la traduzione anche degli altri due Vangeli mancanti. Quindi grazie ancora ad Alessio, grazie a voi e grazie per le belle parole. Grazie a Grasso, Algra Editore. A proposito, lo ripeterò durante la serata all'ingresso, c'è il Vangelo secondo Giovanni, che è il libro che presentiamo questa sera, e anche quello precedente, dedicato
dedicato a Matteo, i cui diritti d'autore saranno devoluti in beneficenza per quelle che adesso parti a Save the Children, quindi andranno ai bambini. Quindi vi chiedo, senza tanti giri di parole, di comprarla una o più copie. Sappiate che i diritti d'autore andranno ad una organizzazione che per fortuna conosciamo, nella quale ci fidiamo, Save the Children. Volendo chiamo qui Alessio Patti, l'autore di Un Vangelo secondo Giovanni. Una risposta, una sorta di feedback, il commento, non ti dico come è andato, nel senso se ha scalato le classifiche, perché una trasformazione del genere ha un suo significato diverso. Il precedente, quindi già c'è materia sulla quale ragionare. Che tipo di risposta? Sì, di risposta da parte di chi ti segue? Secondo quello che dice il predicatore è il tuo conduto della benedizione, quindi posso essere estremamente felice. Non l'avevo detto perché lui giustamente molto utile, perché magari chi ci risponde. Non lo dico perché così, chiaramente io ho fatto una piccola ricerca, visto che tra tutti i libri di altri, il mio Matteo, insomma, è venuto in felicità. Nelle note che mi hai gentilmente donato per leggerle in anteprima, la traslazione dall'italiano al siciliano è stata, ha avuto il timbro da parte della CED, della Conferenza Episcopale Italiana, una volta ultimata, tutto ha funzionato a meraviglia? Tutto in maniera perfetta. E per noi è un grande privilegio poter tradurre la parola di Dio nel sentire dei nostri padri, per non dimenticare come parlavano i nostri padri, come ascoltavano i nostri padri. Di conseguenza questo è un progetto, un lavoro molto importante. Io ringrazio Dio che mi ha fatto arrivare al 50% di questo percorso. Chiaramente, come diceva l'editore, dobbiamo ancora sviluppare la traslazione degli altri due, ma intanto questo è un percorso molto difficile, però mi ha riempito il cuore, perché risentire tutto, la parola di Dio soprattutto, cioè nel sentire dei nostri anni, a me ha dato una suggestione particolare, mi ha riempito il cuore e lo spirito, mi ha reso più partecipe, ho capito meglio in questo senso. Quindi, come penso io, ho avuto questa esperienza, chi l'ha letto sicuramente avrà notato, avrà capito che c'è questa possibilità di percorso. In tale principio era lo Verbo era attacco a Dio e lo Verbo era Dio. Iddio era al principio attacco a Dio, tutto fu fatto per mezzo di Dio e senza Dio niente fu fatto di tutto che esiste. Di Dio era la vita e la vita era la luce di l'uomo. La luce sfaetta dall'oscuro, ma l'oscuro non la ricevì. E venne un uomo mannato da Dio e lo suo nome era Giovanni. Iddio venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Dio. Iddio non era la luce, ma aveva dare testimonianza alla luce. Veneva dal mondo la luce vera, che dispelluce ogni uomo. Iddio era tal mondo, e lo mondo fu fatto per mezzo di Dio, eppure lo mondo non lo riconosce. Vinni già la soggetti, ma li sono ci fecero accoglienza. A quante però ci fecero accoglienza, desi potere di diventare figli di Dio. A chi dica credono in tale suo nome, che non di sangue, né di volere di carne, né di volere di uomo, ma di Dio furono generati. E il Verbo si fece carne e venne a stare in mezzo a noi
e non ha visto la sua gloria come di figlio unico di lo pace, chino di grazia e di verità. Giovanni ci rende testimonianza e facendo dice: ecco l'uomo di cui io dissi, che venne dopo di mia mi passò avanti, perché era prima di mia. Della sua perfezione tutti noi ricevemmo grazia sopra grazia, perché la legge fu data attraverso Mosè, la razia e la verità vennero tramite Gesù Cristo. Dio non ce l'ha visto mai, proprio l'unico figlio che è dallo petto di lo pace, Dio lo rivelò. E questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei ci mandarono in Gerusalemme, sacerdoti e leviti a domandare: Usito, e lo confessò e non io. E confessò: io non sogno lo Cristo. Allora ci dissero: che cosa? Sì, Elia. Ha risposto: non lo so. Se tu lo profeti, ha risposto: no. Ha domandato così, perché devo dare una risposta a chi mi domandare? Che cosa dici di te stesso? Ha risposto: io sono voce di uno che schicchia nel deserto. Preparate la strada dello Signore, come disse il profeta Isaia. Un giorno dopo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di Idro, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco chi che leva lo peccato del mondo, ecco chi di cui io dissi: dopo di mia viene un uomo che mi passò avanti, perché era prima di mia. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e posando un occhio sopra Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendono parlare a così, gli ero appresso a Gesù. Gesù allora si buttò e vedendo che ci levano appresso, disse: chi cercate? Ci rispondero: Rabbì, che significa maestro, onde stai di casa? Disse ad inde: venite e vedete. Uno degli due che avevano sentito le parole di Giovanni e che ci erano appresso era Giuseppe, frate di Simone, chiamato Petro. Dillo un giorno prima a suo frate Simone e ci disse: attuamo il Messia, che significa lo Cristo, e l'accompagnò Gesù. Gesù
guardando disse: tu sei Simone, lo figlio di Giovanni, di ora ti chiami Cefa, che vuol dire peggio. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei Giudei. Idu iun di Gesù di notte e ci disse: Rabbì, sapevo che sei maestro venuto di Dio. Nulla infatti può fare le cose che tu fai, se Dio non è quello. Già rispondì Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce di nuovo di lauto, non può vedere il regno di Dio. Ci disse Nicodemo: come può non nascere quando è vecchio? Può forse trasere una seconda volta andato ventre di sua madre a crescere? Già rispondì Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce di acqua e di spirito, non può trasere dal regno di Dio. So che nasciu di la carne è carne, e so che nasciu dello spirito è spirito. Quando lo Signore sappe che i farisei avevano disudire, Gesù fa i discepoli e va a dire che di Giovanni, quantunque non fosse Gesù in persona che lattiava ai discepoli. La sola Giudea è chi verso la Galilea. Aveva perciò attraversare la Samaria. Allora giunse alla città della Samaria chiamata Sica, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Che c'era lo pulso di Giacobbe. Gesù dunque, stando nello viaggio, stava assettato vicino al pulso. Era verso un'ensola. Giunse Domenici, la donna di Samaria, a pigliare acqua. Ci disse Gesù: dammi di bere. I suoi discepoli infatti se ne andavano aiuto dalla città a fare provviste di mangiare. Ma la Samaritana ci disse: come mai tu, che sei giudeo, a domandi a mia di bevere che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantennero buoni rapporti con i samaritani. Gesù ci ha risposto: se tu conoscissi la razza di Dio e quel che tu ti dici, dammi di bevere, tu stessa ce l'avesse domandato e io ti avesse dato acqua viva. Ci disse la donna: Signore, tu non c'hai niente per tirare e lo pozzo è fumo. Di non ne hai dunque st'acqua viva? Se tu fossi più grande di uno sciupace Giacobbe, che ne desi sto pozzo e ne bevivo io e le sue figli e lo suo armento. Ha risposto Gesù: bevi di st'acqua, avete morositi, ma bevi dell'acqua che io ce l'ugno, non avevi più sete, anzi, l'acqua che io ce l'ugno, dentro dentro diventa sorgiva d'acqua che schiccia per la vita eterna. Signore, ci disse la donna, dammi di st'acqua, a così non mi viene più siti e non continuo a venire qua a tirare acqua. Ci disse: va a chiamare tuo marito e poi torna a casa. Ha risposto la donna: non hai marito. Ci disse Gesù: diciste bene, non hai marito. Infatti ha avuto 5 mariti e chi tu hai ora non è tuo marito. Dopo diciste la verità. Ci ha risposto la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri paci hanno adorato Dio sopra sto monte e voi ci dicite che Gerusalemme lo loco non bisogna adorare. Gesù ci disse: credimi donna, venne l'ora che né sopra sto monte né a Gerusalemme adorate la pace. Wow, ci adorate il zocco non conoscete. Wow, ci adoriamo il zocco conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma giunse un momento e che Cristo, uno dei veri adoratori, adorano la pace in spirito e verità. Perché la pace cerca proprio Cristo. Dio è spirito e chi deve adorare l'adorare in spirito e verità. Ci ha risposto la donna:
Saggio che va a venire lo Messia, cioè lo Cristo, quando tu veni, n'annunzia ogni cosa. Ci disse Gesù, sono io, che ti parlo. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era qui quando venne Gesù. Ci dissero allora la voce discepoli, vistimo lo Signore. Ma egli ci disse, se non vedo un tale somaro, lo segno di chioma, e non metto l'oito dal posto di chioma, e non metto la mano dallo sottostato, non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo a casa e c'era qui Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò già dentro e disse, pace a voi. Disse dopo a Tommaso, mette qua l'uito e guarda le mie mani. Allunga la tua mano e mettila nel mio costato. E non essere sospettoso, ma credente. Rispondì Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù ci disse, perché mi vedeste e credeste, beati chi che pur senza vedermi e credono. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simone Petro, Simone di Giovanni, tu mi ami più di chi sti? Ci rispondiamo, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Ci disse, ti consegno e ne hai niente. E di nuovo ci disse, Simone di Giovanni, tu mi ami? Ci rispondiamo, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Ci disse, ti consiglio i miei pecoretti. Ci disse per la terza volta, Simone di Giovanni, tu mi vuoi bene? Petro restò addolorato, ma per la terza volta ci dicesse, mi vuoi bene? E ci disse, Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Ci rispondeva Gesù, ti consiglio i miei pecoretti. In verità ti dico, quando eri più picciotto, ti vestevi tu stesso e io avevo un pecorello. Ma quando ti fai vecchio, allogni la tua mano e naucio ti vesti, ti abbessa e ti porta come tu non vuoi. Chi so disse, per spalesarci quale morte io avesse glorificato a Dio. Dopo che parlò così, ci disse ancora, bene ma presso. Tanti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non furono scritti in questo libro. Questi furono scritti perché credete che Gesù è lo Cristo, figlio di Dio, e perché credendo avete la vita dello suo nome. Questo